Nella stragrande maggioranza dei casi noi osserviamo una persistenza, per esempio, di sintomi come astenia, debolezza, difficoltà col respiro indotta dallo sforzo, a fronte di quadri eh, radiologici, strumentali e clinici praticamente normali. 2 anni di pandemia, nuovi protocolli di cura, una popolazione vaccinata quasi al 90%, medici e infermieri psicologicamente preparati e ospedali riorganizzati. Il fronte per il quale ancora non è stata individuata una terapia però è il post-Covid. L'apparato respiratorio dei soggetti che sono guariti dell'infezione in fase acuta presenta sintomi per i quali ad oggi ancora non esiste una cura. Una percentuale elevata che va dal 30 al 50% dei soggetti guariti dalla fase acuta sviluppa, anzi mantiene una sintomatologia che può perdurare anche mesi. Sintomi che possono interferire anche in maniera seria sulla qualità della vita e contro i quali i sanitari non possono fare altro che raccomandare, dopo i primi cicli di fisioterapia, uno stile di vita sano e soprattutto movimento, ma poco altro. Ed è anche alla luce di questo che il primario di pneumologia del primo ospedale Covid della Marca mette le mani avanti sui dati che ci proietterebbero verso la fine dell'emergenza a fine marzo. Abbiamo ancora gli ospedali Covid, cioè abbiamo ancora la necessità che esistano strutture come queste. Quindi vuol dire, e questo ci richiama purtroppo tutti quanti alla realtà, che non siamo ancora fuori dal problema pandemia. Lo saremo quando la malattia Covid-19, che ritengo rimarrà ormai per sempre nel genere umano, quando questa malattia sarà diventata come un'influenza,